Comune ha assaltato bancomat di Mezzo Veneto con bombe artigianali provocando danni e paura. Banda sgominata dai carabinieri, il capo è un infermo che percepiva l'assegno di invalidità e conduceva una doppia vita. Il caso di Loris Bertocco e del suo ultimo viaggio in Svizzera ha dato la forza a un papà di Mestre di lanciare un messaggio alla politica. Sua figlia Elisa è in coma da 12 anni. Due tragedie della strada stamane nel Padovano, vittime due anziane. A Campo San Piero, 67enne travolta da un camion, a Galliera 74enne finisce con la bici contro un muro. Ventenne di Marostica cerchiato ed accoltellato da una banda di giovanissimi che volevano rapinarlo del cellulare, gli autori minorenni identificati. Gli studenti in piazza stamani in tutto il Veneto, i giovani in corteo per mettere sul piatto temi come il trasporto pubblico, l'edilizia scolastica e l'alternanza scuola-lavoro. Blitz dell'opposizione a Padova durante la presentazione del progetto del nuovo ospedale pensato dal sindaco Giordani. Massimo Bitonci guida la bagarre con striscioni e fischi. Grazie, mi ha dato la forza di continuare a lottare. La lettera di un tifoso di Federica Pellegrini, malato di cancro, che ha trovato nel nuoto nella stella di Spinea un motivo per non arrendersi. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli. Dopo un'indagine durata un anno, i carabinieri hanno arrestato 7 persone tra le province di Padova e Venezia, accusati di aver fatto saltare con l'esplosivo alcuni sportelli bancomat. Sentiamo. Razziavano i bancomat con esplosivo e bombe artigianali facendo tremare gli edifici. I carabinieri di Padova, dopo un anno di indagini, hanno arrestato con l'accusa di furto pluriaggravato e possesso di esplosivo 7 persone residenti tra le province di Padova e Venezia, l'area in cui venivano effettuati i colpi, tra loro anche un invalido con 2 vite parallele. L'indagine inizia quando una telecamera di sorveglianza nel comune di Agna riprende chiaramente uno degli assalitori dello sportello bancomat, un uomo zoppicante con pancia prominente. Da lui, che percepiva una regolare pensione di invalidità, i carabinieri risalgono agli altri presunti componenti della banda. C'era questa posizione che poi è chiaramente di copertura attraverso l'abilità di muoversi su 2 domicili, di muoversi con una pensione di invalidità, rappresentava per gli altri 4, per le altre 6 persone, perché poi ne abbiamo anche arrestato altri 2 in flagranza di reato, una specie di punto di riferimento logistico. Gli arrestati di età compresa tra i 43 e i 50 anni, secondo le indagini, si davano appuntamento in un bar della Bassa Padovana per pianificare i colpi e dividersi i compiti. Si muovono sempre su itinerari diversi, non parlano al telefono, usano un potentissimo disturbatore di frequenza. Nonostante tutto, però, gli accorgimenti non bastano. Nell'assaltare un bancomat a Candiana avrebbero commesso alcuni errori. E dato che gli ordini erano sempre più potenti, con il rischio di creare danni a edifici e residenti, il magistrato decide di procedere ai fermi. Al momento sono accusati di un colpo, ma potrebbero essere molti di più. Metteva a repentaglio le persone che vivevano nelle infrastrutture dove c'erano gli sportelli sia bancari sia gli uffici postali, e inoltre nell'assicurarsi la fuga erano particolarmente agguerriti nel seminare la strada di chiodi a 3 punte e coprire la loro fuga con estintori per non farsi riconoscere. Infine, in un garage dell'Arcella è stata anche ritrovata la potente auto che veniva usata solo per compiere i colpi e subito dopo nascosta. Il caso di Loris Bertocco ha dato la forza ad un papà di lanciare un chiaro messaggio al mondo politico affinché si possa intervenire sui casi disperati come quello di sua figlia Elisa. La scelta di Loris Bertocco, il 59enne di Dolo che ha scelto di andare a morire in Svizzera, ha portato Giuseppe, papà di Elisa, a lanciare un appello. La figlia, che oggi ha 46 anni, da 12 respira con una canula alimentata da un sondino in un letto di un istituto di ricovero di Mestre. Lui autonomamente ha fatto una scelta, quello che Elisa non può fare. Quindi a questo punto ci deve essere solamente una volontà politica di sveltire quella legge che giace in Senato da anni. C'è un capitolo che è il numero 3 che proprio riguarda le situazioni come mia figlia, perché non c'è nessuna possibilità che la situazione migliori, e potrebbe durare per decine e decine di anni.
Elisa era in auto col fidanzato quando per un colpo di sonno sono finiti contro un guardrail. Lui se l'è cavata con alcune fratture, lei ha subito un grave trauma cranico battendo violentemente la testa contro il cruscotto. È stata operata subito, racconta il papà che è assistito dall'associazione Luca Coscioni, ma i medici ci dissero chiaramente che oltre al sangue avevano dovuto rimuovere parte del suo cervello. In questi anni non vi è stato alcun miglioramento, per questo il signor Pellizzaro chiede a gran voce una legge che possa permettere a queste persone di avere una fine dignitosa. Una persona in quelle condizioni, e questo lo posso garantire perché la vedo, non può che soffrire, perché se ha caldo soffre, se ha freddo soffre, se ha una malattia soffre. Adesso in questi giorni ha contratto un virus e soffre, praticamente è in isolamento, è una sofferenza continua. Quando mai potranno godere di qualcosa? Si rende conto? Di una giornata di sole, di una passeggiata, del suono della musica? Mai. Ed ancora a cronaca, 2 morti in strada nell'Alta Padovana, Villanove di Campo San Piero. A perdere la vita è stata una donna di 67 anni, a Galliera tragica caduta dalla bicicletta, ancora tutta da spiegare per una 74enne. Travolta mentre attraversava in bicicletta un incrocio la cui pericolosità è nota e denunciata da tempo, una donna di 67 anni ha perso la vita tra via Caltana e via Ampezzona, Villanova di Campo San Piero. Arrivato sul luogo dell'incidente, il personale del SUEM non ha potuto che constatarne il decesso. La polizia stradale locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Ci spostiamo a Verona. La Polizia Stradale di Verona ha identificato e denunciato per omicidio stradale l'automobilista che all'alba del 2 ottobre scorso aveva investito, causandone la morte, un uomo che stava attraversando a piedi l'autostrada Venezia-Milano. Le indagini avevano già permesso di accertare che la vittima dell'investimento era un malvivente di origine romena che stava fuggendo dopo una rapina compiuta assieme ad alcuni complici nell'abitazione di un 87enne a Villafranca. L'investitore è un 63enne residente a Salerno. L'uomo ha fornito piena collaborazione agli agenti della Polstrada, spiegando di aver sentito un urto alla sua auto senza però rendersi conto di aver investito un uomo. Ed ora torniamo ad occuparci del grave caso di cronaca accaduto 2 sere fa a Marostica, perché ci sono importanti sviluppi. Sentiamo quali. Minorenni, con molta probabilità stranieri, sono stati identificati gli autori del grave ferimento di un 20enne di Marostica ricoverato nella serata di mercoledì al San Bassiano con profonde ferite da taglio alla schiena. Un vero e proprio agguato, stando al racconto del giovane, ancora ricoverato in prognosi riservata al nosocomio di Via dei Lotti. I malviventi, tutti giovanissimi, ha raccontato il 20enne, l'avrebbero accerchiato ed aggredito per rapinarlo del cellulare e dei contanti che aveva con sé. Dopo le indagini degli agenti del commissariato di Bassano intervenuti su segnalazione del personale medico, il caso è ora passato nelle mani della Procura dei minori di Venezia. Un nuovo episodio, quello di 2 sere fa, che come accaduto sui treni della Bassano-Venezia o in centro studi, vede ancora una volta al centro delle cronache giovani e giovanissimi e sul quale anche la stessa amministrazione di Marostica si sta ora interrogando. Sono notizie che scrivono brutte pagine della nostra vita quotidiana, ma che devono richiamare la nostra particolare attenzione e passare ad azioni concrete. La prima cosa che mi viene in mente è quella di fare un appello ai genitori. Dobbiamo anche smettere di banalizzare le cose che fanno i nostri figli, di aprirci di più al dialogo, al confronto. Io mi sto già interfacciando con le altre istituzioni, la scuola, le forze dell'ordine, i servizi sociali, proprio per vedere di mettere in atto azioni concrete in tempi brevissimi. Rischiava di finire in rissa il litigio ieri sera nel Parco Appiani tra un gruppetto di rifugiati che lì ci vivono e ci dormono. Situazione inaudita, denuncia per l'ennesima volta il consigliere comunale di Treviso a Campora. Violenta lite tra rifugiati al parcheggio Appiani, ennesimi disordini ieri sera intorno alle 22:30 segnalati da alcuni residenti al consigliere comunale di Treviso Davide Acampora. Screzi tra di loro, neppure troppo facili da comprendere, forse qualche piccolo furto tra disperati, un paio di scarpe, una coperta. Fatto sta che le volanti della polizia sono dovute intervenire nuovamente calmando gli animi e accompagnando il gruppetto in questura per l'identificazione.
Le forze dell'ordine sono intervenute, hanno fatto l'ennesimo sgombero, ma il messaggio che voglio lanciare è che, a mio parere e anche a parere di molti, lo sgombero fine a se stesso non conclude la situazione, cioè non è la soluzione che porta a una soluzione definitiva. Io chiedo che venga fatto sì lo sgombero, ma lo sgombero fatto però per spostarli in una struttura magari, non so, chiusa, oppure dargli una sistemazione. Alla fine questo problema chi l'ha creato? Questo problema l'ha creato lo Stato. Situazioni destinate a ripetersi finché i rifugiati, decine quelli che vivono al Parco Appiani, non troveranno sistemazione altrove. C'è un problema anche di sicurezza, cioè io sono stato contattato anche da cittadini che hanno paura a rincasare, magari perché hanno parcheggiato lì alle 7 di sera, alle 11 quando vanno a riprendere la macchina, hanno paura, anche se queste persone magari non fanno del male a nessuno, però comunque c'è sempre il timore, quindi ci sono diversi tipi di problema e mi chiedo un sindaco come fa a tollerare che nel suo comune ci siano quelle cose. Io se fossi il sindaco andrei dal prefetto e batterei i pugni sul tavolo, è inaudita, è una situazione inaudita. Al campo Nomadi a Vicenza si torna a parlare dell'acqua, l'ultima è una maxi bolletta. Bollette alle stelle per il campo Nomadi di Via Cricoli, con consumi dai 30 ai 60 metri cubi d'acqua e costi che sfiorano i 1.000 euro da metà giugno a fine settembre. Nonostante dal 1999 il comune abbia versato 23.000 euro all'anno per pagare l'acqua usata dal campo, ora c'è malumore tra le famiglie nomadi. Così, dopo il caso dei pagamenti insoluti legati ai consumi del campo, ora scoppia un altro caso. Nelle maxi bollette però, fanno sapere dal comune, sono compresi i costi di allacciamento e il recupero del debito degli ultimi anni e le famiglie nomadi potranno chiedere la rateizzazione, come ogni cittadino, niente di più, niente di meno. Forza Italia si prepara in Veneto alla campagna elettorale per le politiche, ma non mancano tensioni con l'alleato leghista. Agli Stati Generali di Forza Italia Veneto, il coordinatore regionale Adriano Paroli torna a parlare di candidati per le comunali a Treviso e Vicenza. L'accordo con l'alleato leghista sembra lontano, ma l'ipotesi di correre da soli non sembra turbare gli azzurri. Il fatto che laddove ci sono più candidati e si ritiene che ogni forza politica esprima il candidato migliore, non è escluso che il primo turno possa essere una sorta di primaria. Un discorso forse prematuro, concede Paroli, ma se i nostri candidati dovessero presentarsi senza la Lega non sarebbe un dramma. C'è ancora tempo per valutare insieme i candidati e allo stesso tempo la certezza che se anche al primo turno dovessero esserci più candidature, il centrodestra non è in discussione in Veneto come altrove, come orizzonte, quindi ci sarebbe comunque un'alleanza che se non sarà al primo turno sarà al secondo turno. È convinto invece che non si arriverà a tanto il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta. Si decideranno tra gennaio e febbraio e penso di comune accordo, con grande tranquillità, sulla base dei risultati ad esempio delle ultime elezioni amministrative e sulla base dei sondaggi che verranno fatti regione per regione, circoscrizione per circoscrizione. In totale armonia, anche perché quando si sta per vincere si è tutti più gentili e tutti più carini, e quando si sta perdendo che tutti diventano cattivi, guardate quello che sta succedendo a sinistra. Referendum autonomia, non solo sì o no, come sappiamo c'è anche chi si appella all'astensione. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Io faccio sempre l'esempio dell'andare in montagna, non è che in montagna, se siamo tutti d'accordo sull'andare in montagna, però magari possiamo non esserlo su come andarci, a piedi, a cavallo, in treno, in macchina, ed è di questo che dovremmo parlare, invece di questo non si sta parlando. La metafora della montagna per il vicepresidente del Comitato Veneti per l'astensione calza a pennello per far capire quale sia il motivo di disertare le urne il 22 ottobre. Un conto è la forma, dice, un conto la sostanza. Ci sono due tipi di motivazione. La prima è che la democrazia non è soltanto forma, la democrazia è sostanza. Il quesito che ci viene sottoposto non ci dice che tipo di autonomia si vuole realizzare, ed è invece lì che si dovrebbe chiedere il parere ai cittadini del Veneto. Dare un'ennesima carta in bianco a una classe dirigente regionale che ha fallito tutte le partite che le sono passate per le mani, noi riteniamo che non sia quello che serve in questo momento al Veneto. Lo definisce referendum truffa, oltre che a caro prezzo, con i suoi 14 milioni di spesa. E noi non siamo contrari al fatto che ci possano essere più forme di autonomia. Ci viene detto che se non passa questo referendum perderemo per sempre questa occasione storica, invece no, la Costituzione rimane in vigore, l'articolo 116,3 che permette di attivare una trattativa col governo
che non prevede un referendum necessariamente, rimane lì. Noi possiamo chiederle ancora maggiori forme di autonomia, ma dentro un dibattito che è quello che noi vogliamo veramente su che tipo di autonomia. L'autonomia è un chiedere più responsabilità, è un volere prendersi più responsabilità, non è qualcosa che si usa come un'arma propagandistica contro qualcuno o contro qualcosa, perché alla fine poi bisognerà andare a trattare e il risultato sarà sempre uno. Il referendum eventualmente porterà il Consiglio regionale a fare il suo mestiere, cosa che doveva e poteva già fare, ovvero attivare una trattativa col governo. Ci spostiamo ora a Padova, bagarre in comune sul progetto del nuovo ospedale, blitz dell'opposizione capeggiata da Massimo Bitonci alla presentazione alla stampa della proposta del sindaco Giordani. Guardate qua un secondo. Era partito tutto così, il planning della proposta del nuovo ospedale targato Giordani, ben visibile ai giornalisti, il progettista invitato a spiegarlo. Non i primi a vederlo, lo stesso Giordani inizia l'incontro spiegando che quanto stava per svelare lo aveva già raccontato il governatore Zaia durante vari appuntamenti tenuti segreti, l'ultimo giovedì sera. Tutti ascoltano, poi a sorpresa l'ingresso di una trentina di supporter della minoranza con in testa Massimo Bitonci. No, se vuole venire a fare Lo striscione recita chiaramente la richiesta nuovo ospedale a Padova Est subito, condita da cori da stadio con tanto di fischietto e campanelli. Sindaco e vice sindaco osservano, qualcuno dei presenti, supporter della maggioranza, si scalda, i toni si alzano, a questo punto è Giordani a intervenire. Accanto al sindaco interviene il vice sindaco. Il vice sindaco invita Bitonci a uscire, Bitonci non ne vuole sapere. A risolvere una situazione sempre più tesa ci prova il sindaco che accetta le richieste del capogruppo della Lega. Tutti quando mandi avanti i tuoi consiglieri per metterlo all'ultimo punto all'ordine del giorno, cioè portali in prima serata, va bene? Sospendi il consiglio e portali in prima serata, non offendere il consiglio comunale, va bene? In prima serata, va bene? In prima serata vuol dire alle 18? Alle 18. È una stretta di mano a siglare la quasi pace tra maggioranza e opposizione. Giordani promette la convocazione di un consiglio comunale con l'ospedale al primo punto all'ordine del giorno. Bitonci trionfa nel cortile pensile di Palazzo Moroni. Venga chi vuole in consiglio, aveva spiegato Sergio Giordani a Bitonci. Voglio il nuovo ospedale, ma anche il dialogo con tutti. E dopo averlo illustrato al governatore Zaia, che ha incontrato più volte, l'ultima giovedì sera Sergio Giordani presenta la sua idea per l'ospedale di Padova: 15 edifici contro gli attuali 68, un'area coperta di 240.000 metri quadri, lavori completati in 7-10 anni senza disturbo per gli assistiti. Un piano in 6 fasi per il nuovo ospedale di Padova, non nuovo su vecchio, nuovo del tutto. Torna a precisare la sua idea il sindaco Sergio Giordani, che in 3 mesi è pronta la sua proposta, come promesso alla città e già illustrata al suo interlocutore principale, la Regione. Sergio Giordani, Arturo Lorenzoni, Maurizio Striolo, l'architetto chiamato a lavorare su questa idea dopo aver realizzato l'ospedale di Cittadella, il sindaco Massimo Bitonci tra gli altri. Uno accanto all'altro, uno a rafforzare l'idea dell'altro, ci crede il sindaco Sergio Giordani. Il punto forte è uno solo. Prima ha un costo abbastanza ridotto, a me interessano i costi, i soldi dei padovani per me sono una cosa importante, circa 400-450 milioni. Secondo, che uno, man mano che si fa un parte di ospedale, la può già utilizzare, non ancora aspettare 10 anni per farlo. 15 edifici al posto dei 68 attuali, una volumetria maggiore del 10%, un costo che si aggira sui 450 milioni di euro, rispettato l'ecosistema città, rispettati durante la costruzione degenti e operatori sanitari, spiega l'architetto Striolo. Non andiamo mai a interferire con plessi dove vi siano ospiti, quindi sono sempre blocchi che abbiamo realizzati in aree libere, poi si procede alla demolizione e al trasferimento. Meglio di Padova Est o di qualsiasi altra area, il rischio sarebbe quello di cadere nel degrado dell'ex Umberto I di Mestre, zero valore agli immobili esistenti, questo è il futuro temuto, un sistema di nuovi edifici con abbattimento dei precedenti che prevede una grande rivoluzione per la viabilità, chiusa progressivamente via Giustiniani, tram con 2 fermate nell'area, tra i 7 e i 10 anni tempi di realizzazione, nessuna perdita di tempo, conclude Giordani. L'impegno che io ho preso con gli editori, di cui rispetto, è che voglio
voglio l'ospedale per Padova. Mi dimostrano che questo è sbagliato, non è un problema, faremo da un'altra parte, ma discutendo. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, studenti in piazza stamani in tutto il Veneto, i giovani in corteo per mettere sul piatto temi come il trasporto pubblico, l'edilizia scolastica e l'alternanza scuola-lavoro. Vediamo com'è andata a Treviso. In marcia lungo le strade del centro e sul piatto della protesta ci sono tanti temi caldi. La rete degli studenti medi in corteo a Treviso, come in tutte le piazze d'Italia e del Veneto, nella giornata della manifestazione che punta il dito contro le tante piaghe del sistema, non solo scolastico. I prezzi del trasporto pubblico giudicati insostenibili e il sovraffollamento spingono a chiedere un biglietto unico, calmierato e più corse. Un abbonamento medio costa 400 euro per arrivare a picchi di 700 e non veder garantiti le nostre corse. E poi l'edilizia scolastica, lo scorso anno non sono mancati i casi di crolli nelle aule. Non è possibile morire ancora a scuola, ci sono classi con più di 36 studenti in cui la situazione è inimmaginabile. Poi c'è il tema dell'alternanza scuola-lavoro, strumento accusano che rischia di trasformarsi in sfruttamento e non formazione. Infine c'è spazio anche per la lotta al razzismo e per l'integrazione, pieno sostegno alla legge sullo ius soli. Nel corso della manifestazione gli studenti con un blitz hanno attaccato anche uno striscione davanti al Duomo per ricordare quando lo scorso anno fu vietato loro di passare proprio lì davanti in occasione del Gay Pride. Uno striscione subito tolto dalla Digos e dalla polizia che seguiva la manifestazione. Ci sono tanti modi di lottare per sopravvivere, uno di questi è trovare lo stimolo giusto per farlo. Un tifoso l'ha trovato in Federica Pellegrini. Cara Federica, sono stato io che ho portato il tuo cestino. Ormai ti seguo da 13 anni, dal 2004, quando hai vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene. Grazie a te ho cominciato anch'io a nuotare. Poi l'anno scorso ero malato di cancro e tu mi hai dato tanta forza per superarlo. Federica Pellegrini mercoledì sera ha postato su Twitter la lettera di un suo tifoso. Questo messaggio, ha scritto, mi fa ricordare la vera importanza delle cose. Il messaggio l'ha trovato nella cesta della tuta dopo la finale dei mondiali di Budapest, uno dei suoi capolavori, una gara speciale per lei che l'ha lanciata ancor di più nell'Olimpo. Spero tanto che vincerai tu questa gara, io tifo per te. Spero che avrai tanti successi nella vita e anche nel nuoto, conclude il tifoso che ha scritto righe disarmanti nella loro semplicità. Probabilmente non è un caso che la Pellegrini abbia deciso di pubblicarla proprio in questi giorni, caratterizzati dalla polemica sui commenti sessisti pubblicati nei suoi confronti. Continua a tempo stabile con temperature miti, questo grazie alla presenza di un anticiclone che sta proteggendo l'Italia, ma in Veneto al mattino ci farà sempre compagnia la nebbia. Un fine settimana tutto sommato piacevole, le temperature rimarranno miti e durante la giornata potremo anche goderci di un pallido sole, ma attenzione, non mancheranno le nebbie. Fine settimana sarà stabile poiché un gigantesco anticiclone sta proteggendo l'Italia, quindi il primo mattino e durante la notte avremo la formazione di nebbie anche localmente fitte, che si dissolveranno durante le ore centrali riportando un sole piuttosto anche pallido durante il pomeriggio. L'anticiclone, ci spiega l'esperto, è una struttura stabile dell'atmosfera che porta generalmente bel tempo, ma in autunno e in inverno però crea la nebbia. Quest'ottobre il tempo rimarrà per lo più invariato. La presenza dell'anticiclone è prevista in costante aumento purtroppo almeno fino al 20-22 ottobre e probabilmente anche oltre. La nebbia sarà più fitta in alcune zone e soprattutto sarà presente durante le prime ore del mattino. La nebbia sicuramente colpirà principalmente la pianura centro e meridionale, un po' meno i settori a ridosso delle prealpi. Insomma, godiamoci questo bel tempo perché ormai l'inverno è davvero alle porte.
Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Un cordiale saluto dal meteo di Antenna 3. Nessuna novità rispetto ai giorni scorsi, prosegue infatti il bel tempo sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo e sole, soprattutto su Alpi, Prealpi e Alte Pianure. Foschie e nebbie invece sulle pianure centro-meridionali, solo in parziale sollevamento nel corso della giornata. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 19 e i 23 gradi circa, minime sui 10-13 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Alta pressione e tanto sole, da evidenziare soltanto un po' di nebbie mattutine sulle pianure di sud-ovest. Le temperature massime sono attese sui 20-23 gradi, minime sui 12-13 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui sarà una splendida giornata soleggiata su tutta la regione, con cieli completamente sereni. Le temperature massime risultano essere in aumento, con valori sui 26, addirittura 30 gradi, minime stazionarie sugli 8-10 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da nord-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.